Benvenuti su Qual Buon Veneto, io sono Sabrina e oggi vi porto a Loreo. L'antica Lauretum, il cui nome allude alle piante di lauro che crescevano abbondanti nella zona, esisteva già prima dell'anno 1000. Furono i Paleoveneti a occupare questi territori, anche se i primi nuclei abitativi apparvero all'epoca della colonizzazione romana. Dopo un periodo di dominazione bizantina, Loreo fu assoggettata da Venezia, che attribuì al borgo la funzione di suo caposaldo economico nel Polesine e di porto fluviale. Da qualunque parte si arrivi, ad accogliere chi entra a Loreo è sempre lo stesso inconfondibile profumo di pane, e non un pane qualsiasi, ma del pane bussolà della tradizione contadina. Vale la pena di soddisfare subito la curiosità del palato entrando in uno dei tanti panifici, prima di godersi lo spettacolo dei palazzotti dal sapore veneziano e della torre della dogana affacciati sul Naviglio, o di passeggiare nei vicoli sinuosi che si trasformano in calli, proprio come a Venezia.